È iscritto a parlare il senatore Cocchi, ne ha facoltà per 3 minuti. Presidente, colleghi, signor Presidente del Consiglio, io parto dal documento che è stato firmato al G20 e che non è solo una condanna per l'uso di armi chimiche. Tra l'altro un documento che è stato pochissimo diffuso, io sono riuscito a trovarne solo una copia in inglese e vorrei leggervene un piccolo passo da me tradotto. I firmatari hanno dato al Consiglio di sicurezza dell'ONU la responsabilità di condurre una risposta internazionale, ma concordano sul fatto che il Consiglio di sicurezza rimane paralizzato, come è stato per 2 anni e mezzo. Il mondo non può attendere fallimentari processi che possono soltanto portare a incrementare la sofferenza in Siria e l'instabilità regionale. Beh, signor Presidente, questo non è affatto centralità dell'ONU, questa è una chiara delegittimazione dell'ONU, è un attacco alla paralisi del Consiglio di sicurezza che serve solo a giustificare Obama per un attacco senza risoluzioni dell'ONU e per andare al Congresso presentandosi dicendo: guardate quante nazioni sono con me favorevoli all'attacco. Questo documento, appunto, firmato da 11 nazioni, 4 delle quali europee, non è solo una condanna dell'uso delle armi chimiche, non è neanche solo un'attribuzione frettolosa dell'uso delle armi chimiche al governo siriano, è una delegittimazione dell'ONU. Questo è in contrasto assoluto con le dichiarazioni del ministro Bonino, peraltro reticenti, perché dice no, è l'attacco solo con l'ONU, però non dice l'Italia cosa dice all'ONU di fare. Però rimane comunque il contrasto e addirittura rende ambigua persino la partecipazione del ministro Mauro a quella sincera iniziativa di Papa Francesco della veglia per la pace. Non capisco che cosa abbia pregato il ministro Mauro se il suo Presidente del Consiglio va a firmare un documento che dice chiaramente che non si può aspettare che l'ONU decida che bisogna fare prima. Beh, Presidente del Consiglio, io penso che lei debba prendersi la responsabilità di dire cosa veramente vuole fare l'Italia, non parlare in maniera pacifista qui dentro e poi di fatto a livello internazionale avvallare un attacco, perché questo sta succedendo, e col rischio di trascinare persino l'Italia in una guerra, perché intanto mi giungono notizie dalle basi, dai nostri aeroporti militari, che c'è una grande preparazione, ci sono gli aerei AWACS pronti a decollare, e poi invito a concludere, prego. Ricordo che abbiamo noi un contingente in Libano e se ci fosse un attacco sarebbe molto difficile che questo nostro contingente non venga in nessun modo coinvolto nell'inevitabile allargamento della situazione conflittuale intorno alla Siria. Per questo motivo io sono assolutamente in discordia con quello che ha detto lei, con quello che ha dichiarato lei. Non è vero che c'è un rapporto trasparente col nostro Parlamento e non è vero che state perseguendo la centralità dell'ONU. È iscritto a parlare il senatore Paolo Romani.